Il carretto passava e quell'uomo gridava gelati. Al 21 del mese i nostri soldi erano già finiti e volati. E stiamo 17, 18, mi sembra il 18, già stanno un po' volati fuori. Allora ragazzi, devo mangiare. Non so cosa, ma devo mangiare. Allora, io volevo farmi una mozzarella in carrozza, però purtroppo il pane è diventato verde, quindi è meglio non toccarlo proprio. E abbiamo la baguette, quindi ho pensato, ci sta un po' di pancetta. Sono fortunato, c'è una bella mozzarella e la baguette. Vogliamo provare a fare una mozzarella in carrozza con la baguette? Vediamo un po' che cosa ne fuoriesce. Boh, non lo so. Però facciamo lo stesso procedimento della mozzarella in carrozza, però lo facciamo con la baguette. Vediamo che esce. 2 uova, di quelle là belle grandi, un po' di pepe. Un po' di sale. Formaggio grattugiato non ce n'ho, però c'ho questo Emmental, ci mettiamo l'Emmental. Allora, al 21 del mese i nostri soldi erano già finiti. Ta 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 ta. Ora facciamo passare un po' treno. Va bene così. Ok, allora mo tagliamo in due qua, ne prendiamo un piatto, mettiamo qua, pan grattato, ci sta. No, ce la faccio. Pan grattato c'è. Peccato però che le cose erano verdi. Perché scadono i prodotti? Allora, mo facciamo il procedimento normale, ragazzi. Lo taglio a metà, lo cerco di appiattire il più possibile. Lo passo nell'uovo, nel pan grattato. No, aspettate. Allora, la baguette ho tutta la mollica. Vediamo perché quando si fanno queste ricette, ragazzi, a volte escono delle cose che sono buonissime. Ma la mozzarella è una buona mozzarella. Fortunatamente non è scaduta. Quindi facciamo così. Facciamo così. E la mettiamo qua. Adesso tagliamo la mozzarella a fette. Ne taglio solo metà, così di mano mi faccio una pizza. Ma vedo un po' con mamma vivere. La maniglia è morta, lo stai mo? Da morta. Andavano un momento poi. Andavano. Io so che segui il video. Io lo so. Lo so che stai seguendo il video. Ma tra poco la giustizia ti ucciderà. Manca una settimana e ti ucciderà. Vediamo un po' chi ride. Vediamo, questo qua ci conserva un po' di mano, lo faccio una pazzetta. La mano che è buona. Allora stiamo. Tanto saccio che mi stai seguendo, ma qualche è morta. Lo so che mi segui.
Ok, noi ci mettiamo un po' di formaggio. La muetta. Allora, ho messo a scaldare l'olio, ragazzi. Scusatemi di questo mio sfogo, ma sono 7 anni di minacce. Mo è andata a termine perché con la bagel che vi ho fatto stamattina, con il salmone, siamo ritornati dall'avvocato e la settimana prossima inizia tutto il processo di chi è morto. Non posso dire altro perché non si può parlare, però inizia e finisce finalmente 7 anni, 6-7 anni di torture. Finiscono finalmente. Portiamo a termine questa maledizione che abbiamo preso. Quindi mi sono costretto a fare questo. Però non ci abbattiamo. Fino alla fine. Combattere fino alla fine. Fino alla fine. Possa essere l'ultima cosa che faccio nella vita, gliela farò pagare. Tutta gliela farò pagare. Ragazzi, comunque qua secondo me viene proprio una bomba. Vediamo un po'. La farò pagare. Allora, quando farò il video, tra poco voi vedrete che farò un video in cui lo faccio sotto la doccia, però in cui dico evviva la Loi e mi faccio la doccia con lo champagne, perché ho promesso che quando finirà questo incubo mi faccio la doccia con lo champagne. Quindi è un video che caricherò su tutti i canali, perché io lo so che lui mi segue. E quindi lo farò proprio dedicato a lui, logicamente senza dire nomi. Quindi voi, se vedete questo video che non riuscite a capire, è questa situazione qua. Allora ragazzi, devo fare a 2 mani. Ragazzi, che mi sa che viene proprio una bomba. Viene proprio una bomba. Aspettate un attimo, un pochettino di carta assorbente. Sale e pepe. Da muerta, lo sai mo? Muerta. Faccia oggi. Il karma ritorna. Non fate male alle persone che ritorna a voi, karma. Non lo so se all'interno si sarà cotta, Penso di no, è passato poco tempo. Però già si è fatta bella scura. Aspettiamo un po'. Vediamo un po'. Allora, la mozzarella sta cominciando a sciogliersi, si vede dall'acqua che esce, quindi siamo a buon punto. Ma ad oggi, perché altrimenti si fa troppa nera, e quindi criticate sul video, fatto nero, fatto bruciato, bla bla bla. Questa la gamba è un po' troppo alta secondo me. Allora, qua ci mettiamo il sale, il pepe e nel frattempo togliamo un po' di questa roba da mezzo. Allora ragazzi, vediamo che è successo. Allora, come dico, secondo me proprio all'interno non si è cotta bene, però già è bella croccante come mi piace a me. Vediamo un po'. Vabbè, l'uovo si è cotto, la mozzarella si è sciolto, quindi vediamo un po'.
Aspettate, sto girando piano. È proprio una figata che baguette. Dammi qua che la faccio ogni tanto. Ma è proprio buona. Ma ragazzi, come vi ho detto, quando si fanno queste cose, fuoriescono all'improvviso delle cose che sono eccezionali. Vi garantisco che è qualcosa di buonissimo con la baguette. Spiratino, baguette, magari avete un panino, non lo so. Un po' più di sale, in verità ci voleva. Mentre ci mettete il prosciutto, delle cose, fenomenale. Provatela a fare. Provatela a fare, è buonissima. Soddisfattissimo. La faccia tua, Rossamo. Non ti preoccupare, settimana prossima. Sughero per aria. La faccia tua. Ciao ciao a tutti ragazzi. E scusatemi, non ce l'ho con voi. Ciao ciao.